God Save the Wine, finalmente la Rock Café, finalmente una serata con i vini rocciosi, duri, penetranti, aggressivi, ma soprattutto capaci di andare oltre gli schemi classici. Siamo qui con Tiziano, che è l'enologo di questa tenuta arrampicata sulle vette dell'Umbria. Perché il rock, Andrea Formigli Fendi? Ora, Andrea, lo sappiamo che il rock è uno che gira con la moto con grifata Giger, è per forza rock, ma i suoi vini? I suoi vini possono essere rock perché interpretano comunque un territorio particolarissimo, quindi con un'altitudine davvero interessante, e sono in grado di dare comunque emozioni come la musica sa dare. Ecco, io dicevo rocciosità, questo è un vino bello roccioso, sapido, l'acidità. Cornie poggia su un massiccio interessante, ricco di marne calcare e arenacea, e ci permette di avere questi vini molto minerali con acidità interessanti e questa intensità anche aromatica di un vino di altura. Beh, in effetti sembra un altoatesino o comunque un friulano, eppure l'Umbria è famosa per i bianchi, però ecco, è comunque sorprendente. Le nostre vigne sono veramente dislocate a un'altitudine che va dai 600 agli 800 metri tra Assisi e Gubbio, e siamo proprio vicino a tutta la parte degli Appennini umbro-marchigiani, che poi sono in grado di dare queste particolarità. Esatto, ma quindi è una zona anche per i rossi, no? Immagino a quelle altitudini ci si può anche fare dei pensieri strani, mettere dei vitigni veramente rock. Il pensiero strano di Andrea è stato il Pinot Nero, perché è un classico. sì, però con una visione tutta sua e con un'interpretazione di questo piccolo territorio che può dare comunque caratteristiche veramente interessanti. In effetti è un vino stuzzicante, piccante, queste note di zenzero. Guarda, mi ricorda qualche lato di Pinot Neri più della Nuova Zelanda che dall'Italia. Allora, fare Pinot Nero penso che sia la cosa più difficile, perché comunque si va poi... È la missione impossibile. Però la nostra filosofia è quella di creare una visione nostra del Pinot Nero, cioè cercando un'identità di questo piccolo territorio e cercare di esaltare i cloni che abbiamo messo nel centro dell'Umbria. Quindi è un'impresa veramente difficile, però bella. Questo Pinot Nero direi che è molto stimolante, c'è una bella sensazione tannica senza essere aggressivo, una freschezza, una pulizia. Che annata è questo? 15. 2,15, quindi insomma anche lì una bella annata. 5, è stata una buona annata per noi. Però veramente freschissimo, grande. Bravo, il nostro Andrea, il mio omonimo Formigli Fendi, si dimostra una personalità rock. Fra l'altro non vi perdete la visita alla cantina, che ci sono delle opere d'arte particolari, e c'è anche la curiosità, no? Il prima porta del cancello del negozio storico anche per gli amanti della moda, è anche di la Maison Fendi, che era di proprietà della famiglia di Andrea. Vale veramente la pena arrampicarvi più lassù. Grazie Tiziano.